Ecco, oggi fate un'iniziativa, aprite la scuola dopo 2 anni di lockdown ai genitori e dietro di lei ci sono degli alberi di ulivo. Ecco, è questo il tema dominante, l'ulivo. Cosa farete sostanzialmente? Ci racconti l'iniziativa della Giovanni Paolo II? Il nostro progetto La Scuola in Festa è stato desiderato da tutte le insegnanti del plesso Papa Giovanni Paolo II dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, diretto dal professor Luigi Costanza. Noi abbiamo pensato di aprire materialmente le porte del nostro plesso alle scuole dell'infanzia del nostro territorio, del villaggio Mosè, proprio per far conoscere ai bambini, ai piccolini il mondo della scuola primaria, l'organizzazione del nostro plesso e le nostre attività laboratoriali che sono il punto di forza della nostra scuola. Nel nostro territorio sono ubicate tre scuole dell'infanzia, sia pubbliche che private. Il nostro progetto si articola in 3 incontri. Il primo si è svolto l'11 novembre in occasione della festa di San Martino e dell'autunno con i bambini di una scuola privata del territorio. San Martino, quindi la festa della vendemmia, la festa dell'uva. Oggi invece stiamo per incontrare i piccolini della scuola dell'infanzia Santa Chiara, che fa parte di questo istituto comprensivo. I bambini verranno accolti in questa scuola, la visiteranno e verranno proprio a contatto diretto, potranno toccare con mano le nostre attività che sono attività laboratoriali, di arte, di tecnologia, anche attività musicali, perché noi stiamo cercando di dare un'impronta simile alla scuola media, alla nostra scuola. Infatti si svolgono dei progetti e delle attività con specialisti che operano nell'ambito delle attività espressive, attività musicali, attività tecnologiche. Infatti anche le attività sportive, diamo tanto spazio alle attività sportive, infatti abbiamo partecipato anche negli anni passati, ma quest'anno continueremo a farlo, parteciperemo a dei progetti sportivi con degli esperti esterni che coinvolgeranno i nostri allievi che partecipano sempre con molto entusiasmo, con molto interesse a questa attività. Per quanto riguarda il materiale di cui noi siamo in possesso nel nostro plesso, lavoriamo molto con gli strumenti multimediali come le LIM, come i monitor interattivi, e quindi le nostre lezioni non sono soltanto frontali ma anche interattive, che catturano l'attenzione dei nostri allievi. I nostri allievi oggi in particolare, andiamo a oggi cosa fate in particolare? Allora, oggi ecco, che è l'iniziativa che ci interessa maggiormente. Della scuola primaria saranno i tutor dei piccolini che noi tra poco accoglieremo, li guideranno nelle varie aule e li coinvolgeranno nelle attività laboratoriali. Quindi oggi il tema è l'olivo, perché domani sappiamo il 26 novembre è la giornata mondiale dell'olivo, questa nostra risorsa preziosa, quindi l'olio extravergine di oliva. È importante fare conoscere ai nostri allievi le risorse del nostro territorio. Ecco, effettivamente cosa fate, giusto per concludere l'intervista? Quindi intanto visiteranno la scuola e faranno delle attività laboratoriali, quindi dei lavoretti manuali con le foglie dell'olivo, con la carta crespa. Useremo tanti materiali diversi e così questi bambini piccolini faremo in modo di agevolare il loro passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, perché sappiamo che questo è un passaggio molto delicato, in quanto i piccolini si accingono a lasciare una scuola dove hanno già le loro sicurezze per
per intraprendere un nuovo percorso educativo didattico, e noi faremo in modo che questo passaggio avvenga nel modo più naturale possibile. Cristina Virga, docente della Giovanni Paolo II, ecco, fattivamente è stato un impegno importante in questa iniziativa che avete fatto e quella che farete prossimamente a dicembre. Sì, ci siamo fortemente motivate su questo progetto continuità, proprio perché dopo 2 anni di Covid sentivamo l'esigenza, ma e soprattutto ci è venuto dai nostri alunni, di aprire le porte e ricominciare ad avere contatti con l'esterno. Quest'oggi i genitori della scuola dell'infanzia entreranno nella nostra scuola e saranno liberi di girare nella prima fase durante le nostre attività lavorative, quindi durante l'orario curriculare e le lezioni curriculari. Dopodiché noi sospenderemo per far entrare materialmente i bambini nelle nostre aule, si siederanno tra i banchi, quindi sarà il loro vero primo giorno di scuola, e questo è un momento molto emozionante. Lo abbiamo già visto con il primo incontro e siamo sicuri che anche i bambini della scuola materna Santa Chiara saranno emozionati come noi e forse meno di noi. Noi cercheremo di coinvolgerli in attività laboratoriali adatte alla loro età, poi ci sarà soprattutto un momento di saluto, di ritrovo con i genitori, che saranno liberi nel frattempo di visionare tutte le nostre aule e tutta la nostra vera attività. Ci sarà un momento in cui daremo dei piccoli regalini. Oggi è la giornata per esempio dell'ulivo, quindi daremo una bottiglietta di olio che le nostre insegnanti hanno messo a disposizione da casa propria, ma la cosa più importante è quella che i genitori per la prima volta possono entrare in una scuola durante le ore di lezioni e vedere realmente come funziona una scuola primaria, e questo è stato uno dei motivi che ci ha spronato al massimo a cercare di organizzare al meglio questa iniziativa, e il nostro preside in questo ci ha subito appoggiati, e quindi siamo veramente contenti di poterla portare avanti anche a dicembre.